Un studente arrestato che s'accusa di possesso di droga pro la vendere, una leppa e un iscazzacanese che s'ajuta picche d'uruglio, un altro giovane denunziato. E sul risultato di un'operazione antidroga fatta in un istituto superiore di Tortolì deso carabinieri di stazione de Savida e desa compagnia della Nuse che in suo obiettivo de firmare sa vendita de droga a suoi studentes. Sul militare in sintiri di una perquisizione, a si studente l'hanno accattato 34 grammi di marijuana, una leppa e 70 euro in contante. In cussa avatta in domo sua hanno accattato altro 50 grammi di marijuana, un pesichedo di precisione, una pistola scazzacane schenzata purui e 3 scartuzzas. A su giovane a postir desarresto in Griminese che l'hanno appiccato a su carcere minorile de Quartucciu. A un altro minorenne denunziava a pede libero l'ancassà una leppa, una mazza de baseball, un passamontagna e su materiale provachere sardosese. A postir di un mese, da esa visita del suo ministro de Interno Marco Minniti a Nugoro, battà più un altro atto de minetta contro un amministratore locale, sa sindica de Villa Cidro Marta Cabriolu. E risero bandiur disconnoto s'hanno cercato de ponner fuoco a sa macchina de sa sindica. Sar framma s'hanno fatto danno a una roda e a suo motore. A sa sindica Cabriolu le sta ribata sa solidarietà de sa istituzione regionale de Sanci Sardegna e de Succal. Conforma s'impinno piccao in Nugoro da suo ministro Minniti, tra poco a firmare sospatto territoriale sprosa sicuresa, chi previdini in cada provincia intervento sprosa sicuresa, aumentando la presenza delle forze dell'ordine e vacchendi plus controlloso. In prusu sarà maniare una scantar misurasa pro dare rispostas in ambito sociale e economico e pro affiancare sos sindicos in su traballo vitiani soro, dando rispostas a una popolazione che su pru desarvortasa pode contare pezzi supra su comune. L'obiettivo del Minniter è accabare tutto in frevario, pro dare rispostas a sa richiesta fatta dai regioni, sindicos e amministratore locale. Quest'ultima attentava a sa sindica di Villa Cidro confermata l'urgenza di arrivare a faenas concretas pro parare su fianco a sos amministradores che sono sempre in prima linea. La Procura della Repubblica de Casteddu ha tancato inchiesta sopra una tangente de 90.000 euro, pagata pro vincere un appalto de 9 milioni e mezzo per la progettazione e fravico di un impianto di produzione di energia solare rinnovabile de Ottana. A Barran indagauso, sex sindico de quarto Davide Galantuomo, 56 anni, ex presidente desente Abba Sardigna, che di addepera e spiccao parte desa tangente, e Renato Copparoni, 64 anni, ex portieri de Casteddu, Torino e Verona. Sono implicato finzas sos imprenditores Gianni Lolli, 64 anni, de Modena, dirigente de su consorzio che saieta giudicaus appalto, Luigi Betti de Forlì, Salvatore Paolo Pinna, 54 anni, indagao vinzas in s'inchiesta desa procura di Aristanisi supra sos appaltor frassaoso e Antonio Fadda, 43 anni, de Capoterra, funzionario desuffisso progettor de Senas. S'indagine, affidata a Guardia di Finanza, pertoccata a parte desa maxi inchiesta desa procura de Aristanisi Muttia Sindacopoli. In sinteri desas intercettazioni telefonicas e ambientales sono essiosa a campo particolare de su pagamento desa tangente. Su dinare si lana partiu Galantuomo e Pinna che attemitti una vattura vrassa sa cooperativa che depiata bincheres appaltu e Copparoni che ha fatto s'intermediario. Hanno a manicare per su caso de perbeche solidale fatto in Durgali sos atletas italianos impinnaus in 23 ediziones des Giocos Olimpicos dei Verru che sono vacenne in sa Corea Sud a Pyeongchang. Promore de un accordo sottoscritto da esa col diretti Sardigna che in sa azienda Biraghi de Cuneo sos atletas italianos hanno a manicare su caso perbecchino romano de sa cooperativa Durgali Pastorese. Questa bella nova sa col diretti l'ata presentata custu manzano in sintri di una conferenza stampa presente su presidente regionale Battista Cualbu, su direttore Luca Saba e Leonardo Salis, presidente della cooperativa Durgali Pastorese. Su caso berbechinu romano, in sa mesa de sos atletas italianos, è il frutto de un accordo una schio a pustir de sa paradura vata da esos pastores sardoso in favore de esos pastores terremotaor de Cascia. S'azienda Biraghi, chi traballa tappezzi latte italiano, a causa col diretti pro dare una mano de azuda a sos pastores sardoso, che tanno vino in pelea pro esaminare
minimada de su prezzo de su casu per vecchinu romano. E naschia gai un'impresa economica, ma mescamente etico solidale, che in su caso pacao a 6,20 euro, candi in su mercato vitti a battore binti. Dettando, s'azienda de Cuneo ha ritirato 1.000 quintaler de casu romano da esa cooperativa allevadore sul città Nord de Carbone e a terormilli da esa cooperativa de Durgali. Sa col diretti este contenta manna de custu accordo che garantite a sos produttores de casu per vecchino romano un mercato nuovo che in un'azienda de primore e finza scaperiti cammino novoso a un prodotto che a su caso per vecchino romano che non resessiti a ribare desichiu a sar famiglia sa italiana sa come te va che in imbezze su parmigiano e su grana. Un accordo uve un'azienda italiana ha deciso di investire sopra sos produttores sardoso azzudandelos in un momento de difficoltà e aperinde prospettiva novas de mercado. Traballare parisi, valutare esos problemas e cercare de los isorbare totu paris pro mezzorare esos servizios de sa sanidade e prus in generale sa calidade de totus amministrazione regionale. Allunare risunu sos assessores a sa sanidade Luigi Arru e a sos affares generales e de su personale Filippo Spanu, in sinteri de sa dovin a cabo de su percorso formativo, promoviu de sa regione a Maniao da su Vormez, pro affortiare sas competenzias de sor facilitadores impinnaus in sarmesas tecnicas e in sos associos in sa sanidade e in sas politicas sociales. Sor facilitadores annau arrus unu figuras che permittin di arribare a resultados compartios in tempo lestros, favorindes a dibatte sos contributos scientificos e operativos in quistiones dilicas e importantes che pertoccan a sa sanidade e sas politicas sociales che in profetto umano pro sos cittadinos. Arru, espressande apprezzu pro su traballu fattu in sinteri de su progetto formativo, cominzau in maio di su 2017, annau che sos espertos e sos partecipantes anà crompiu che in contipizzu sa codifica de metodologias, sviluppau contenutos, trattau e sperimentau sos istrumentos pro poder trasmittere custa esperienzia e duncas pro la rendere prus perfettosa oie e mescamente in su venidore. S'assessore Spanu ha fattava veddau de su facilitadore, de custa figura, che depet essere un dirigente che s'assimizza a un manager pubblico, capace de rendere prus moderna sa macchina amministrativa, de interpretare in sa menzur manera sos bisonzos de su territoriu, de accattare soluziones, de facere crescere s'organizzazione sua, dande valore a su traballu suo e a cussu de sos collegas. In sa die scoladas, sos sindacaur de categoria a manera particulare sa CISL funzione pubblica e uno scanto sindacaur de su Mandrolisaia ian denunziau sos disservizios in su reparto de radiologia de Ispidale San Camillo de Sorgono, ma per una minimada de sos servizios in su territorio. A manera particulare sa CISL funzione pubblica che in una nota de su segretario provinciale Giorgio Mustaro aia sottolineau che da e martu de su 2016 in s'unidade operativa de radiologia non funzionata sortopantografo, istrumentu chi serbiti provachere sa panoramica de totus ardentese, chi este un esame a paccamentu. S'attividade esti stata sospesa e annau su sindacalista che depian a tramudare s'istrumentu provache locu a su telecomandu radiologicu mai arribau. A dispetto de sa richiesta pro torrare a garantire su servizio, erdai 2 annos chi sa macchina non funzionata. Atteros problemas pertoccan a su servizio SERD, che in sos utentes costrintos a andare a Nugore a Maccumele. Supra sa situazione dell'Ispidale San Camillo de Sorgono, sa situazione de sa radiologia e su venidore de sa sanidade in su Mandrolisai oie intervenini che in un documento compartiu s'area socio-sanitaria locale de Nugoro e ATS Sardigna. In su documento si sottolineata che non sono vacende per una minimada de su servizio, anzi si sinzalata a sos sindicor de su territorio sa deliberazione de su direttore generale Fulvio Moirano de Vrevario 2018 che in sa cale si assumene a tempo su determinao duor dirigente medico su disciplina radiodiagnostica prosi Ispidale de Sorgono. In sas polemicas che pertoccano sa pudadura de sos arbores e se canna mortus a scambas, intervenitis a confimprendidoris che in una nota firmata de su direttore regionale Gianfranco Zeddone che difendete sa professionalidade su traballu de sa ditta che spudande e ammentata che più di una volta in questos annos sos cittadinos han pediu de lo spudare sos arbores. Sa pudadura criticata pode parere esagerata, ma permittit a sor fundos de torrare a bida in verano, vrorinda tuppac in profetto, scrive Zeddone. Più di una volta, medar familias si sono
sono lamentadas prosartaria de sos arbores e chi che li piccava sa luche da edommo. Si la piccavan peri chi su comune prosa mancada manutenzione, ma comma pustir de medasannos e sta ribadas ora de pudare. Ammentammus si chi sa nottas a scambas, ruttas, supra de sos mezzos posteggios in su cammino proneche de subente de sunive, caionande da normannoso. S'impresa chier facende sos traballos in sas carreras de Nugoro meresset una zoccada e manoso, commente Eliana reconnotti in porto scuso dai su galdes ar baroniasa ove ha fatto sos matessi traballoso. Si berru in Nugoro a Boccausa Conca, a pustir de meses, chi pariana a tonziles. Ha cominciato a arrivare a metà de manzano e pro una paia ora s'affroccau bene. Pro commo in sos caminos non batta più problemas, calicuno pro chi è trabicata a pede, ma sa zittade apparau fronte a sa prima nivada de sanno. Si vidiata da Erisi chi vit inchertenivare, sa protezione civile regionale ha dau allerta meteo da esasotto de Erisero finza a sastrer de custu vortaidie. Su nivelisettavana eri notte di fattisi, ma ha cominciato a annivare a metà de manzano. Annivau in tutto su Nugoro, mescamente in Sarbidar de Monte e sar forzar de sordine raccomandana a chi è guidata de dare cara, mescamente si deppe guidare a de notte cando astragata. Si chi ti impinnu desa Polizia de Stato in sa battaglia contra sa violenza, contra sar feminas. In prima linea besperis a questura de Nugoro che vinzas in occasione de San Valentino, sa festa de sos innamoraos, che fiu a fortiare sa campagna di informazione «Questo non è amore», convinta che un'attività de vittiana desa Polizia de Stato in sa questione desa violenza de genere possa contribuire a formare una cultura nova, necessaria per contrastare a maniera adeguata questo fenomeno. Su camper desa Polizia si firmau indennantir desa crisi a desa gracias in Nugoro. Sos agentes han adobiato sur cittadinos o dau informaziones, consegnau un libretto vatto desa Polizia de Stato che insordattos desa violenza contra sar feminas. Una vaina de importo umano pro informare sor cittadinos e inditare a sar femina su cammino de trabicare pro chessire dai situaziones che si deppen affrontare che si interventu de espertos desa Polizia e desor centros antiviolenza pro non subire conseguenzias più graves, commente testimoniata su vatto capitao pacardies a Commo in Macumele. Sul femminicidio sparete chi non siano a minimande. Dai primo de anno in Italia ba capitao zai 7 vattor graves contra sar feminas. Numeroso chi non rappresentano in premio sa violenza contra a sar feminas. Fenomeno chi si depete affrontare chi sa zudu de tottus a sociedade civile. Un concorso de fantasia grafica pro dare valore a sa creatividad e a sa fantasia de sos pizzinnos, ma per pro favorire sa collaborazione che insormannor de dommo. Un obiettivo che su concorso da un ovale, la mia maschera di carnevale, promoviu da scuola primaria Maccioni de Nugoro, Vurreddu, ata crompiu a prenu, ca insegnante di schendese e genitores hanno partecipau chi in profettu. Sos pizzinnos depiana isorbares a fantasie soro e pintare su carrasecare, ma a vinzas a espressare atteras quistiones de attualidade che as ambiente e su bullismo. Son risultato de su concurso e sas operas presentadas las ana postas in mustra in sardie scoladas in sexme. A s'addobiu hanno partecipau sos insegnantes, chi coordinauso da Ettore Moreddu hanno fatto una schiri su progetto didattico, s'assessore a sa cultura Sebastian Cocco, sordischendes e sos genitores. Sas operas como las hanno a giudicare sos utentes desa pagina Facebook Spazio Scuola e una giuria de espertos o de su liceo artistico Ciusa. Sa segreteria politica de su movimento La Città in Comune de Nugoro, che in una notta, piccata posizione pro sul ritardo chi pertoccano sos traballos in su ponte de Oloè, in su camino Uliana Durgali, rutu su de Cheotto de Sant'Andria 2003 in sintiri di su ciclone Cleopatra. Sa die morto su sovrintendente de sa polizia Luca Tanzi, chi vit in servizio, iscortande un'ambulanzia. Su movimento politico pedita sas istituziones interessadas in sos traballor de intervento
vennero impresse per tornare a postus a viabilidade. Nugor è candidata a capitale desa cultura 2020, si leghet in sanotta. Est unu bellu risultato e attas appoggia a livello locale, territoriale, regionale e nazionale. Ma Nugoro appartiene a un territorio che me dar volta sas istituzioni nazionali e regionali se ponen a un'ala e si che l'irmenticana. Su Ponte de Oloeste es esempio di questa emarginazione che a tempusu, desisulamentu issisula. Procussu su movimento la città in comune torra a mentovare sa questione de sos camino nostros, pacu sicuros e malos a trabicare, e apprettatas as istituzioni interessadas a mandare da innanti sas propostas a zai principiadas e a che la riuchera crompimentu, ca sono un diritto pro sas popolazione nostras e sono isettande dai troppu tempusu. Sa Camera de Commerciu de Nugoro data ischiri che su 20 di aprile scadini las iscrizioni pro sa sessione de su primo semestre de su 2018 de su premio Storie di Alternanza, promoviu da Union Camere e da esas Cameras de Commerciu italianas che in suo obiettivo de valorizzare e dare visibilidade a sos contor de sos percursor de alternanza e scola traballu, ideaus, elaboraus e fattor de sos studentes e de sos responsabiles de sos istitutos scolasticos italianos de secundu gradu. Pro partecipare sono previdi arduar fases, abisata sa Camera de Commerciu de Nugoro. Sa prima, a livello locale, promuove e gestia desas Cameras de Commerciu territoriales che aderini a su progetto. Sa seconda, a livello nazionale, gestia da Union Camere, a sa cale si partecipata, pezzi si superata sa selezione locale. Sa premiazione nazionale des Orvinchidores sata facher in Roma in maio, ma sana fa che speri premiazione locale sa in curu desas Cameras de Commerciu. A su premius un ammettio sos studentes de sos liceos e de sos istitutos tecnicos e professionales che siano vacende percursos de alternanza e scola traballu in impresas entes o professionistas. Sa dimanda si deve facere in sor modulos che sono a disponimento paris a su regolamento in su sito internet de Union Camere. Sa Commissione Governo de su territorio de su Consiglio regionale ha approvato sos 53 articoli de su decreto legge in materia di appaltos pubblicos. Come su testo attaccolare a sa Commissione autonomia. Su voto finale de sa Commissione Traballos Pubblicos a essere su 20 de Vrevario prima de sa riunione de su Consiglio. S'assessore a sos Traballos Pubblicos Edoardo Balzarini ha esplicato sa linea principales de su desinu de legge sottolineau che è una legge organica che assenta sas competenze regionales in materia complessa armeda. Introduit elementos importantes in sa semplificazione de sas proceduras, mezzorata sa calidade de sa progettazione e de sa programmazione, seiata che in rigore operas strategicas e coperturas finanziarias computata su profettu de sos appaltos pubblicos e sos flussos. In prusu sa legge fachet peri propostas anno ad horas in ambitos chi comus uno de competenza nazionale, che in sa punna de crescere sa presenza regionale in su settore de sos appaltos pubblicos, piccanne in consideru pratica arbonas za sperimentadas chi in profettu in atera regionese. Sa Commissione, a secur desa proposta de su cussizzeri PD Salvatore De Montis, attannantus articulu chi imbebis chi previditis a naschida di una sociedade a capitale pubblico che in sozio unico sa regione prosa progettazione, realizzazione e gestione di operas pubblicas strategicas seiadar desa giunta che in una delibera apposita. A pustisi de medas annor de peleas e di una battaglia azzuda de sos sindacaus e de sos traballadores infine sprosalcoa de Portovesme e bata essere un venidore. Custo manzano in Roma in su Ministero di Sviluppo Economico han postus a firma pro cedere al COA a su gruppi svizzeru Sider Alloys. Presente su Ministru Carlo Calenda, su Presidente Pigliaru, Giuseppe Mannina, dirigente desa multinazionale in Svizzera, che ha rilevaus azienda dae Invitalia, s'agenzia nazionale pro attrazione dei suoi investimentos, rappresentata da esamministratore delegau Domenico Arcuri. In sormese scolaoso, Invitalia e appiccao in garrigus azienda de Portovesme de propriedade de su gruppo americano che in suo obiettivo de accattare un usozio nuovo che essere garantius a viu de sus impiantos. Su 22 ore de Nadale in Portovesme fitistau scrittus accordu de programma preliminare chi previditis investimento de 140 milioni di euro e si intervento de su Ministero e de sa Regione pro minimare
su gasto desenergia de belle 94 milioni di euro. Sa produzione di addeppe storrare a cominciare traser mesese, una volta a regime di addeppe esponere a traballare 700 traballadores e battoschentor direttos e 300 desos appaltoso. Sa funderia de Portovesme contata 328 zellasa, dunque sa ripartenza esprevidia a pacqua tappasa, si diano adeppes produire 150 tonnellada de alluminio a sannu. S'assessore de sos affari generales Filippo Spanu ha dato a ischire che la regione ha presentato a maniera ufficiale sa candidatura sua a diventare uno dei sos polos strategicos nazionales e preso servizios tecnologia e desinformazione e desacomunicazione. Si struttura des assessorau de sos affari generales che attaccabosa procedura de censimento de sas infrastrutturas regionales, custest un passaggio de importu pro crompire s'obiettivu. Si istruttoria la tafachere s'agenzia pro s'Italia digitale. Si seperu definitivo invece la tafachere sa presidenza de su cussizu de sor ministros che atade per decidere in sa schidas invenientes cale sunus a regiones e kin sor requisioso pro cussu ruolo. Prosa Sardigna a diventare polistrategico nazionale preso servizios in su campo de sas tecnologias a desa comunicazione e desinformazione a naus assessore Spanu che renarrera entrare in su circuito de sos accordor de servizio kin sor ministeroso che in realtà dese fora desa regione de livello parivile e di diventare punto pro garantire custos servizios pro tottusa pubblica amministrazione de su territorio di riferimento. Noi amos strutturas organizzativas e tecnologicas avanzadas, un sistema de servizios in favore de sos cittadinos che comincia a tappicare forma definia. Sisula, ata concluius assessore Spanu, esti stata capassa de sviluppare competenzias profettosas in su campo de sos servizios che pertoccano as tecnologias de sa comunicazione e desinformazione e ha progettato e fatto una schire vainar de importu che sono un punto di riferimento importante a livello internazionale. A Taisses Parma, sa capitale italiana desa cultura 2020, su numene desa città dei Vinchi d'Ora l'ha fatto Custo Manzano in Roma, in sa sala Spadolini di su Ministero des Orbenes Culturales e su Ministro desa Cultura Dario Franceschini, indennanti deso sindico desar città del finalista sa Pronugoro Bivitti su sindico Andrea Soddu. Sa Vinchi d'Ora l'ha decisa a su unanimidade sa giuria ministeriale presedia da Stefano Baia Curioni, contento umano su sindico de Parma, Federico Pizzarotti, ma sia tasu ministro Franceschini sia tasu presidente desa giuria Baia Curioni hanno avvantau tottu su sarzittades chi hanno piccau parte a sa competizione si chinde un percorso de importumano pro torrare a boccare a pizzus arbellesas e sa tradizioni sissoro e proprio a custo de pe pompiare in Ugoro ponendo a banda si scunnortu pro no ervintu in custor mese sa candidatura ata apprettà una zittade che in sos annos passaus a pessau pezzi a si lamentare che nzava che nuda promudare sa sorte sua su traballo fatto da esamministrazione comunale, da esos associos culturales e dai tottus a sociedade civile nugorese de su territorio non si deve perdere. Pensare a si tornare a candidare per su 2021 esprimitivo, ma potete essere una maniera per non chi sperde su traballo fatto in questo mese. Oggi in Nugoro hanno fatto su 8 congressos provinciale de su sindacao de polizia SIULP Nugoro, su sindacao unitario de sos traballadores de polizia de Stadu. A sos traballos apertos de su segretario provinciale Matteo Baldi, hanno piccao parte de sos segretarios provinciale SIULP de Casteddu, Aristanis e Tattari, su segretario regionale Salvatore De Idda e su segretario nazionale Vincenzo Annunziata. Su tema de su congresso viti Italia Porto dell'Europa, immigrazione a 360 gradi, ma in programma BV per il rinnovo desargarrigar deso squadro sindacalese. Su segretario generale provinciale Matteo Baldi, arribao a sacabo de su primo mandao, ha fatto un bilancio des attividade fatta in custos annoso che sono istauso difficile ermeda prosar forza de polizia. Sa dibattata per toccao s'immigrazione che esti stata argomento per i desaddobbio voto in Nugoro su de che 8 de jannario in presenza de su ministro desos interno Marco Minnitti. S'obiettivo desos traballo fitti di arrivare a un modello de gestione adatto a s'importanza desa schistione spostas in campo. A suo congresso hanno partecipato vinza sor rappresentante desos atteros sindacaoso desar forza de polizia e desos pompierisi.
Massimo Ranieri, che in si spettacolo Sogno e Sondesto in viaggio, ospitao in Seliseo de Nugoro, ata e spassiauso un nugoreso sacudioso, che ha potuto apprezzare sa valentia de quest'artista, che colata da esa cantone a sa recitazione a su dialogo senza sforzo per uno. Massimo Ranieri, e risero a su pubblico, la fatto va che era un viaggio in su tempo travico in sa carriera artistica sua cominciata da giovaneddu. E entre sos ammiradores e bivito una zia de chente 2 anni chisichi Ranieri da quando ha cominciato e s'artista si è firmato a faveddare chinissa fa che indebiere su manidade sua. Ranieri è sempre ristato prima e tutto una persona gentile, disponibile, e questa è una dote che li riconoscono tottusu parisi a su talento suo che ha mostrato in tottus al formar de arte, dai su canto a sa recitazione sia ta drammatica che comica. Pro Edoardo Gigliotti, atleta della polisportiva Gigliotti Team de Nugoro, è arrivato un altro riconoscimento. A postir di aver vinto una chida vachete sa medaglia de bronzo in su campionato italiano assoluto de luta libera in su pala pellicone de Ostia, sabato colà ha vinto un'attera in occasione desa 120 edizione dello campionato italiano de lotta greco-romana promoviso da esa Filcam. Edoardo Gigliotti, che ha vinto sempre esa medaglia de bronzo, ha gareggiato in sa categoria 97 kg, mancare in de pesete 91. Una difficoltà in prusu contra sormenzus atleta nazionale di specialità, che però non l'ha tiscunnortau. In sa delegazione nugoresa a sos assolutor de lotta greco-romana beviperi Giovanni Gigliotti, che ha gareggiato in sa categoria 72 kg, classificandesi su edoichi. Simpinnu inveniente prosos atleta desa polisportiva Gigliotti Team de Nugoro hanno esso campionato regionale de lotta libera e strumpa chi sana facher in su pala Serra di Migni de Tattari sappadu 20 battor de Vrevariu.